Inizio secolo scorso ho dato i natali a mio nonno, qui è morto mio bisnonno, in quella stanza lì è nato mio padre, qui abbiamo veramente le radici. E la prima cantina era dentro qua, quindi siamo partiti da qua, poi trasferirci in paese e poi arrivare a Montechiedo dove avete visto la cantina prima. Quindi qui c'è la partenza. La zona è molto bella, il comune di Monteforte, che abbraccia le frazioni di Broglio Olivo e Costalunga, è il comune a più alta densità viticola d'Italia, perché dove c'è terra, questo lo dicono appunto gli almanacchi, coltivabile c'è vigna. Quindi vedete c'è più del 90% della superficie coltivabile che è vigneto. Qui, visto che siamo alle Rugate, vi faccio vedere anche quella che è la vigna vecchia, perché quando finiva la seconda guerra mondiale, qui si costruiva un pezzo di cantina nuova, le prime vigne del Monte Fiorentine, del Cru Monte Fiorentine che oggi ci rappresenta, sono state piantate proprio lì. Adesso andiamo a vedere la vigna Monte Fiorentine, che è una vigna che ha più di 60 anni, e vediamo le prime vigne, perché non a caso è piazzato le vigne nelle zone più vocate, quindi vicino alla casa. Adesso entriamo, facciamo due passi e vediamo la vigna Monte Fiorentine. Questo è un patrimonio, questa è una vigna che ha un valore affettivo in primis, e poi dal punto di vista anche patrimoniale sicuramente, perché qui abbiamo veramente le nostre radici. Hanno un fascino, perché si capisce che sono abbastanza anziane, no? Poi avere un vigneto omogeneo di vini da 60-70 anni si fa fatica, perché le vigne sono come noi, insomma, prima o poi flettono un po', però qualche vigna importante è rimasta. In questa fase qui è opportuno non irrigare, perché vedete che ci sono delle capacità, possiamo irrigare, perché qui se non ci fosse l'acqua faresti fatica a fare uva, perché il terreno è quello che drena, l'esposizione è a sud, quindi qui serve assolutamente acqua. Siamo a 120 metri di altitudine, qui come altitudine, non è un'altitudine importante, il clima è perfetto, perché vi possiamo assicurare che se hanno piantato le vigne qua 70 anni fa, ma c'erano anche prima, e sono arrivati i giorni nostri, vuol dire che qui il clima è ideale, l'habitat è perfetto.